Buonasera a tutti amici e amiche amanti del futsal calcio a 5. Oggi Sportissimi con la voce di Marco Genduso vi presenta questa bellissima partita. Ci aspettiamo una grande prestazione da due formazioni come il 3M Lupi e l'Isola Calcio a 5. Partiamo come sempre dalle statistiche, che è una delle parti forse più interessanti delle nostre intro. Dunque guardiamo subito la classifica, perché la formazione di casa del 3M Lupi si trova al momento al secondo posto in classifica con ben 6 punti, dunque 2 vittorie su 2. Ieri in realtà gli amici, forse i cugini del 3M Lupi, ovvero il 3M Calcio 5, ha vinto la sua sfida contro l'Oratorio San Giovanni Battista, andando dunque a quota 9 punti. Vediamo se oggi i cugini, sempre in maglia verde, riusciranno a replicare ciò che è stato fatto dai propri compagni. Nel frattempo il direttore di gara ha già schierato le due formazioni nella metà campo. Abbiamo Peter Resi da una parte, Scalavino dall'altra come i due capitani. Questi due giocatori sapranno sicuramente battagliarsi. Conosciamo molto bene Scalavino, la sua tecnica, conosciamo anche la fase difensiva e la qualità, l'esperienza di Peter Resi. Dall'altra parte, parlando di esperienza, sicuramente non si può non citare Gregory Abate, oggi è presente tra i pali dell'Isola Calcio a 5. Dunque, ritornando invece alla classifica, non si può notare come l'Isola Calcio a 5 abbia fatto una vittoria e una sconfitta. I punti di fatti sono solamente 3, si trovano di fatti al quinto posto, ma il torneo primavera è iniziato veramente da pochissimo, soltanto 2 giornate per queste formazioni, per il cenno di intesa anche col direttore di gara che ci saluta. Nel frattempo noi vediamo quando finalmente potrà iniziare la partita. Sentiamo subito il nostro tabellino con il risultato, che aggiorneremo chiaramente di volta in volta durante il match. Ricordiamo, sono 60 minuti, dunque regolamento calcio a 5 per due formazioni che all'interno del mondo del futsal sicuramente hanno dato tanto e che daranno soprattutto. Sono presenti infatti sia dei giovani ma anche dei giocatori di esperienza, insomma un torneo che fa tanto divertire. Dunque una formazione come quella della Calcio 5 che si trova quindi al quinto posto in classifica, secondo posto per il 3M Lupi. Non però dobbiamo farci sicuramente ingannare da queste posizioni in classifica. Il torneo, come vi ho detto anche in precedenza, è iniziato da veramente pochissimo, dunque anche 3 posizioni di distanza possono essere veramente pochissime per due formazioni, soprattutto come queste due che oggi scendono in campo. Partiamo subito con le formazioni, perché vediamo Riccobono come centrale, Melignano, Girgenti, Scalavino e tra i pali Quartararo per il 3M Lupi. Tanto è iniziata anche la partita per il primo possesso con l'Isola Calcio a 5 e invece il 3M Lupi che difende, con Girgenti che al momento appare essere l'uomo più offensivo. Per quanto riguarda invece l'Isola Calcio a 5, si schiera in porta Gregory Abate, poi vediamo Peter Resi che qui tocca anche il pallone, Arato con la maglia numero 3, maglia numero 9 poi per Catanese, e con la maglia numero 23 Mirko Sorrentino. Mirko buono, sbaglia il passaggio, capisce tutto in anticipo il compagno. Catanese, Sorrentino, scarica Peter Resi, vuole l'inserimento, prova a girarsi Catanese che cerca il destro, poi Riccobono lo battaglia, riesce comunque a crossare su pallone, però non è dei migliori. Dunque rimessa dal fondo per la squadra di casa, che questo primo minuto di gioco non ha attaccato, non ha costruito nessun tipo di occasioni, ma ha pensato più che altro a difendersi, perché l'Isola Calcio 5 ha iniziato con una pressione sicuramente molto alta e anche la classifica vorrà di certo ribaltare. Girgenti nel frattempo prova a girarsi con la suola, battaglia contro Peter Resi, si trattengono i due, tutti che è molto vicino, infatti di cara rimessa laterale. Sorrentino in posizione centrale, scarica con l'esterno su Arato. Adesso c'è Peter Resi di prima, Catanese cerca l'incursione centrale di Sorrentino che però non riesce ad arrivare. Scalavino cerca di allargare il gioco, poi ancora Scalavino la tocca, c'è Melignano che stava per arrivare sul pallone, non ci è arrivato però soltanto per qualche istante. Difatti sarà rimessa laterale per l'Isola, partita iniziata da ormai 2 minuti, che ci presenta due formazioni che sicuramente oggi non vorranno lasciare punti sul campo. Al momento l'Isola sembrerebbe essere messa meglio in campo, ma mancano ancora 28 minuti per il fine del primo tempo, poi altri 30, insomma la gara è iniziata veramente da pochissimo. Catanese con la suola cerca il compagno, trova Arato che può calciare adesso, deviazione di Scalavino, palla in calcio d'angolo, prima occasione anche della partita al secondo minuto e 20 secondi e di stampo azzurro per l'Isola. Calcio d'angolo con Arato che cerca i compagni, ancora Scalavino si frappone tra lui e il pallone,
Peter Resi, guarda la porta, Ciccolo adesso! Peter Resi buca Quartararo, anche una deviazione probabilmente, ed è il risultato che si sblocca dopo soltanto 3 minuti, 0-1, assegna il capitano Peter Resi, che porta in vantaggio i suoi. L'avevamo detto, non bisogna mai guardare la classifica, perché sono due formazioni che si distanziano soltanto di 3 punti, dunque arriva anche una sfida abbastanza equilibrata alla vigilia, ma ci immaginiamo che adesso i 3M Lupi potrà sicuramente riprendersi in questa gigantesca durata di partita. Ci accompagnerà Ricco Bono per Scalavino, prova un aggancio molto complicato. Gregorio Abate però va a prendere il pallone da fuori il campo, dunque rimessa dal fondo. Sorrentino, Arato, Peter Resi, il pilota del gol che i compagni, quindi cercato Sorrentino, ma che Lignano fa una buonissima chiusura. L'ho visto calciare anche molto bene il giovane giocatore del 3M Lupi. Vediamo se è in partita, però tanto cerca un aggancio molto complicato Catanese. C'è comunque Ricco Bono che oggi sta giocando da centrale, perché nasce con qualche posizione un po' più avanzata. Scalavino centralmente, Melignano, ecco Ricco Bono, sempre Melignano, ancora Ricco Bono, Scalavino con la suola, rischia tantissimo sulla pressione da parte di Arato, poi la tecnica però veramente incredibile da parte del giocatore capitano del 3M Lupi, che riesce a seguire i compagni, però l'azione comunque si conclude per Stampo. Scalavino, un raddoppio da parte di Girgenti, due però non si sono capiti con il capitano che ha lasciato il pallone al proprio compagno, che però si era fermato. Sorrentino intanto, Arato, ancora Sorrentino, la carezza con la suola, alza il pallone, ottimo il pallone per Arato con l'esterno per Catanese, Quartararo il miracolo e poi ancora Enrico Bono, salva sulla linea. Ma che partita, dopo veramente pochissimo, meno di 5 minuti, ma già abbiamo visto un gol e poi un'occasione sulla linea. Peter Resi la carezza con la suola, poi cerca il compagno, palla di ritorno, adesso Catanese, ancora Arato per Peter Resi e poi chiude in scivolata, in spaccata Melignano. Ma che partita, dopo soltanto 5 minuti, sicuramente non ci stiamo annoiando, ma ce ne sono ancora 55, ci divertiamo parecchio questa sera. Sorrentino, via. Sorrentino larga su Catanese che è dato leggermente più indietro, prendesse il pallone. Ricco Bono, buona qui la palla per Girgenti che si prova a girare con la suola. Girgenti con la punta e non trova la gioia del gol, ma c'era Ricco Bono che era salito tantissimo da centrale, ma adesso il 3M Lupi si affaccia in zona offensiva e lo fa con Girgenti, che è il giocatore che al momento parte più avanti per quanto riguarda chiaramente lo schema della formazione del presidente De Simone. Sorrentino centralmente per Catanese, non riesce ad agguantare il pallone, poi Scalavino prova con la suola in mezzo a due, Scalavino poi viene triplicato addirittura. Peter Resi mette tutti d'accordo il capitano, che poi saggiamente decide di partire e di ricominciare da dietro. Sorrentino alza il pallone, ottimo per Arato, poi chiude con la testa Ricco Bono, che ha iniziato molto bene comunque la sua partita. Arato torna dietro, solito schema, Catanese, Peter Resi larga anche lui il gioco per Sorrentino che aggancia ma soltanto per qualche istante, poi un controllo un po' sfortunato per lui. Scalavino, sempre uno dei giocatori che tocca più palloni per questa squadra. Girgenti contro Peter Resi, lotta con il fisico, poi Baggio e il fallo però è di giocatore con la maglia verde, dunque il fallo è di Girgenti, chiede comunque scusa a Peter Resi, calcio di punizione. Minuto 7 di gioco intanto, perché si fosse sintonizzato in questo istante il risultato di 1-0, gol di Peter Resi. Sorrentino per Arato, danza sulla sfera e poi non riesce a mettere il pallone in mezzo con il campo che termina, dunque rimessa dal fondo con Filippo Quartararo che batte rapidamente su Melignano. Ricco Bono, devo stare per entrare Cagna. Melignano, Ricco Bono cerca l'imbucata centrale ma non trova Girgenti che si stava muovendo bene, però
Ecco Sorrentino che tocca tanti palloni anche lui. Stiamo entrando all'8° minuto di gioco. Sorrentino intanto allarga il gioco per Pitarresi, guarda la porta, ci prova Pitarresi. Questa volta la mira non è buona come quella del primo gol, dunque sono sempre di 0-1. Riccobono, Scalavino, dato il primo cambio, fuori Melignano, dentro Cagna che va a posizionarsi sul laterale destro. Nel frattempo sbaglia Riccobono. Cagna appena entrato, Scalavino si complica molto la vita, poi riesce a servire comunque Riccobono che danza sulla via di fondo. Pitarresi in anticipo sulla pressione di Girgenti, abbatte, cerca il rilancio, grande precisione qui per Catanese che carezza il pallone e poi scarica sul compagno. Adesso c'è Sorrentino che può provare il dribbling, può sfoderare tutta la sua tecnica, ci fa vedere qui in assaggio. Poi Pitarresi, sempre Sorrentino, si inserisce nel frattempo Arato che viene cercato ma Scalavino non è d'accordo, riesce a fermare i suoi avversari. Poi Riccobono la difende, rischia un poco sulla pressione, ha ben 2 giocatori lì, infatti regala il pallone su Arato, palla al centro, Pitarresi col tacco e qua si divora il gol. Se fosse stato un po' più lucido forse avrebbe potuto trovare anche la doppietta personale, lo 0-2, ma ancora una volta flirta con il gol lì sulla calcio a 5 che è decisamente meglio rispetto a quello di casa. Nel frattempo si riscalda anche Di Girolamo, il prossimo a entrare, Scalavino in mezzo a 2. Ma ne muoviamo! Riccobono, c'è l'inserimento di Cagna che viene cercato, ma ottimo qui la fase di da parte di Catanese che chiude bene la diagonale. Poi Sorrentino alza il pallone quel poco che basta, Pitarresi, ancora Sorrentino. Larga il gioco, poi il contrasto di Cagna che ha deciso di levare spazio al suo oppositore, si trattava di Catanese. Pitarresi, è lui l'uomo più difensivo al momento. Sorrentino, si ritorna dal capitano, Pitarresi, inserimento di Catanese, riceve il pallone adesso, può guardare la porta, ci pensa forse un istante, poi decide di appoggiarsi. Nel frattempo Di Girolamo è entrato al posto di Girgenti, un po' spento oggi. Sorrentino con l'esterno si appoggia su Pitarresi, cerca l'anticipo Riccobono, ma è tutto regolare. Poi Scalavino in 2 contro 3, Scalavino vuole all'interno del campo, poi allarga il gioco, palla al secondo palo e respinge tutto Catanese con un grande intervento. Poi Arato cerca il compagno, Sorrentino un po' in disaccordo con i compagni, voleva quel suo pallone sulla fascia sinistra, aveva tanto spazio effettivamente il 23, ma non è arrivato in questo pallone, arriva invece adesso. Ma sicuramente non ha lo spazio davanti che aveva in precedenza. Sorrentino, Pitarresi, adesso Catanese aggancia con l'interno, il dribbling, magia da parte di Catanese ancora, e Quartararo la blocca addirittura con facilità, ma sicuramente non era semplice bloccare questo pallone. Riccobono, Scalavino, Di Girolamo, ottima palla di prima, Scalavino ancora con la punta e il palo si è acceso finalmente Scalavino. Aspettavamo una giocata da parte sua del genere perché sappiamo che queste sono le sue giocate. Poi Sorrentino, difesa schierata, prova con la punta per Riccobono addirittura a gettare la palla con forza sul 23. Scalavino, Cagna di prima su Di Girolamo che lotta contro 2 avversari. Adesso Di Girolamo è andato molto bene in partita, già 2 sponde corrette, un lavoro diverso forse da quello di Girgenti che cercava più la profondità. Scalavino, grande gioco, salta tutti, Scalavino al 100 per Di Girolamo e abbatte, mette il piede. Anche Scalavino tira al compagno, forse di inserirsi al secondo palo piuttosto che nel primo. Questo è il consiglio del capitano. Scalavino, Riccobono, sbaglia tutto, Arato, ma ancora una volta Riccobono corre in pallo, positivo per lui. Cioè vicino a lui Cagna, non lo serve, voleva invece lo scatto per Di Girolamo. Pitarresi appoggia su Catanese che in precedenza ci ha regalato una grande giocata sulla fascia sinistra, quella che al momento sta invece vedendo giocare il 23 Sorrentino.
Tipo si chiedeva un tocco con il braccio che però non è stato ravvisato da parte del direttore di gara. Dietro, dagli sempre la possibilità al centro dietro di scaricare attacchi del passaggio. Calmi, di giocare. Non salire, non partire. Riccobono, dopo il pallone ricevuto da Cagna. Sempre Alberto Riccobono che vede l'inserimento, alza questo pallone proprio per il compagno. Cagna che calcia. Era molto complicato da lì, c'era veramente poco spazio per concludere in porta. Poi Abate era comunque sul primo palo, pronto a intervenire qualora la situazione l'avesse richiesto. Peter Sorrentino alza il pallone nel tentativo di servire Arato, che però ci regala un colpo di tacco, ma il pallone comunque termina fuori. Minuto 13 di gioco, stiamo per arrivare a metà del primo tempo, risultato di 0-1, si è accesa subito la partita con un gol di Peter Resi, poi la doppia occasione, prima con Catanese, poi il palo di Scalavero, insomma non ci stiamo annoiando. Di Girolamo accarezza la palla dolcemente, poi proprio il dribbling. Rischia tantissimo anche qui Scalavino col dribbling su Arato, l'ultimo tocco però del capitano del Tremelò. Teniamo palloneti, ci andiamo a 2 tocchi. Peter Resi. Sorrentino nel frattempo non entra l'unico cambio oggi dell'Isola Calcio 5, si tratta di Samuele Finocchio, al numero 12, ancora non è entrato però. Chissà se ci sarà spazio per lui. Catanese calcia con potenza, pallone che viene ribattuto, poi Sorrentino vuole il destro, salta tutti, Sorrentino! E poi Riccobono si sostituisce a Quartararo e fa subito ripartire i suoi con Cagna che prova un aggancio. Il pallone è veramente difficile da controllare, infatti riparte Abate con Peter Resi. Catanese va sul sinistro, danza, poi con l'interno addirittura sembrava potesse calciare con la punta, poi invece probabilmente ha cambiato all'ultimo la sua idea, cercando invece una conclusione di precisione che però non è arrivata. Arato si appoggia su Peter Resi. Adesso Sorrentino si inserisce ancora Peter Resi, Di Girolamo tocca il pallone, poi Peter Resi col tacco mette tutti d'accordo. Catanese c'è ancora il compagno, Peter Resi l'aggancia, si defila, poi cerca il passaggio di Arato che arriva con il gol dello 0-2. Viene chiamato anche un time out per gli uomini di casa, dunque il risultato sorride agli ospiti dell'Isola Calcio 5 che si trova sopra di ben 2 gol. Questa è sicuramente una notizia, visto anche la classifica, abbiamo detto non dobbiamo mai guardare la classifica con forse ricerca di conferme con le posizioni, soprattutto nelle prime giornate di campionato, che possono veramente dire di tutto. E infatti una formazione come l'Isola Calcio 5 che al momento si trovava con una vittoria e una sconfitta, dunque quota 3 punti, al momento si trova sopra di ben 2 gol contro una formazione che invece aveva iniziato benissimo il proprio campionato con ben 2 vittorie. Nel frattempo PS Tarantino sta parlando con Di Girolamo su tutti, ma anche con tutti gli altri, sta cercando forse di cercare di giocare maggiormente con la testa, forse è questo quello che manca al momento alla formazione di casa. Il time out nel frattempo si è concluso. Due formazioni che sono tornate all'interno del rettangolo verde di gioco, in realtà non hanno mai lasciato il regolamento, infatti ricordiamo che non si può lasciare il quintetto iniziale chiaramente il terreno. Nel frattempo c'è stato anche un cambio perché rientra Merignano al posto di Cagna. Scalavino lascia impressione Finocchio che è appena entrato, dunque da lui il cambio del compagno catanese che invece si accomoda in panchina dopo una buonissima partita. Arato vuole il tempo in mezzo a 2, magia da parte del 3. Peter Resi cerca ancora l'apporto di compagni, Sorrentino e ancora Arato, sempre Sorrentino, giro palla da parte dell'Isola che gioca benissimo oggi con il tacco. Peter Resi la tocca Scalavino, poi Di Girolamo di prima, ancora Scalavino che prova la sua tecnica, poi la palla rimane lì, Finocchio riesce ad anticipare molto bene, poi Sorrentino può cambiare gioco, lo fa adesso cercando Arato che però arriva con un istante di anticipo, dunque il pallone termina fuori, ma
L'isola sta cercando di gestire questo vantaggio. Riccobono. Scalavino vuole lo spazio, vuole calciare. Scalavino ci ha provato, Sorrentino respinge, poi Finocchio perde forse qualche tempo dal punto di vista della velocità, poi commette fallo con Di Girolamo che poi Melignano non è d'accordo. Finocchio invece restituisce il pallone, dice di non essere subito fallo, giusto. Grande gesto di fair play sicuramente da parte del giovane giocatore dell'isola. Melignano, Riccobono, Scalavino, Melignano, buono qui l'aggancio, delicato, poi Riccobono si fa trovare Di Girolamo, si gira Di Girolamo e poi abbatte con il ginocchio a dire di no. Pitarresi qui abbatte, infatti dice qualcosa ai compagni, ovviamente delle marcature, perché l'inserimento di Girolamo è partito dalla fascia destra, si è riuscito anche ad inserire molto bene andando verso il centro, ma era di dominio del laterale di fascia sinistra. Sorrentino. Arato vuole la giocata in velocità, poi va giù, intervento irregolare da parte di Melignano che prende in pieno il suo avversario, chiede comunque subito scusa, dunque calcio di punizione. Vediamo se da questa distanza si calcerà oppure si tenterà forse uno schema, perché effettivamente la distanza non è delle più facili. La sta aggiustando, dunque un po' più verso l'interno. Arato ha un piede sinistro abbastanza interessante, potrebbe effettivamente provare una conclusione diretta, ma lo scopriremo soltanto dopo il tiro, chiaramente. In barriera c'è soltanto Girgenti che è dato al posto di Di Girolamo, che non ha giocato una brutta partita, anzi tutto il contrario, ma forse gli è mancato un po' quel killer instinct che un attaccante in quelle circostanze dovrebbe dimostrare. Intanto Arato è uno schema, Sorrentino il velo, Pitarresi e poi prende Finocchio. Questa è stata una grandissima giocata da parte di Isola Calcio 5 che ha fatto vedere nuovamente uno schema perfetto, ma tanta sfortuna con il numero 11 che prende il compagno. Riccobono intanto, Melignano, ancora Riccobono, c'è Scalavino ma non lo serve, torna sempre dal giovane Melignano. Scalavino, le finte, vede l'inserimento del compagno, poi si appoggia più semplice da Riccobono, prova la palla centrale, sbaglia tutto, poi Arato, ancora Riccobono che va a rimediare al suo errore. Melignano riceve il pallone, si ritorna da Riccobono, allarga il gioco, poi le finte, Scalavino cerca il tentativo di imbucata sul compagno, poi adesso è sfaldata il Tremelupi, si riparte, Riccobono mette il piede e fa ripartire i compagni. Scalavino, ancora Riccobono, allarga il gioco per Girgenti, doppio passo, buona conclusione con la punta. Riccobono si infuria col compagno perché ancora una volta non l'ha servito e ha cercato piuttosto la conclusione verso la porta. Occhio, sali un poco. Occhio qua. Batte Scalavino questa rimessa laterale, però ci sta lasciando le scatole. Sempre davanti. Basta così, si è messo bene. Occhio che battito. Dentro, occhio che battito. Basta, c'è una soluzione. Riccobono al secondo palo, pesca Melignano. E questa è stata probabilmente un'occasione un po' casuale perché il tiro sembrava verso la porta. Nel frattempo il contropiede perfetto di Arato che colpisce ancora. Il doppietta personale, 0-3 risultato. Stavamo commentando l'occasione capitata nei piedi di Melignano qualche istante prima, veramente qualche secondo, perché poi sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol dello 0-3. Ma stavamo quindi parlando di come Riccobono avesse più che altro cercato la porta, ma anche in quel tentativo di conclusione diretta poi comunque si era trasformato in un assist bellissimo, tra l'altro, per l'inserimento al secondo palo da parte del compagno, che però da due passi non è riuscito a battere Abate. E qui infatti poi è ripartita la formazione ospite che ha trovato la doppietta personale di Arato, ma al termine di una grandissima occasione. Pitarresi centrale su Catanese che nel frattempo è rientrato e a riposarsi adesso è il giovane Arato, poi Sorrentino va incontro alla sfera nonostante la pressione di Scalavino, poi Catanese con il tacco commette fallo Riccobono. Sarà quindi calcio di punizione, distanza però veramente molto complicata.
Questo è pallone, Girgenti, dopo l'aiuto di Melignano che lo riceve adesso, c'è l'inserimento, poi cerca il compagno, non arriva però il passaggio. Dai, tranquillo, al secondo. Chi c'è al secondo? Riccobono. Girgenti, palla di ritorno ancora per Riccobono che non arriva. Un pallone leggermente troppo indietro, poi Scalavino, buono qui il raddoppio, sembra adesso che si sia accesa la formazione di casa. Scalavino col destro e non trova la porta, ma fa bene comunque a provarci, perché dai suoi piedi può arrivare il gol che potrebbe accorciare la distanza e quindi riaprire la partita. Sorrentino sfida in dribbling Melignano, Pitarresi, Finocchio con l'esterno. Buono qui il giropalla dell'isola, parla tanto anche Abate che potrebbe ricevere il pallone. Dio, non lo serve, poi il fallo da parte di Girgenti, sembrava un intervento irregolare, ma tutto irregolare invece per il diretto di campo. Catanese, Pitarresi al secondo palo potrebbe servire i compagni, calcia invece verso la porta, Quartararo mette il piede sul primo palo e decide di non fare passare nessun pallone lì. C'era l'inserimento dei compagni, poi Catanese stava per calciare, ma Liuttegara ha fischiato il cambio, probabilmente palla in movimento, quindi ci siamo accorti che stavamo commettendo praticamente l'azione dall'altra parte del campo. Tanto Scalavino cerca inserimento per Girgenti che comunque si sta muovendo tanto, cerca tanto la profondità piuttosto che invece dare un appoggio ai compagni, cerca degli inserimenti che però non sempre sono arrivati. Tanto Sorrentino stiamo per entrare nel frattempo al 25esimo di questo primo tempo. Scalavino riconquista il pallone, Scalavino il dribbling, Scalavino e non trova la porta, non trova la via del gol, però c'era il compagno solissimo al centro dell'area di rigore, c'era infatti Girgenti che da lì probabilmente non avrebbe mai potuto sbagliare. Scalavino invece ha cercato una giocata solitaria, il tentativo di trovare la gioia del gol che però non è arrivata, ma ci sta provando veramente tante volte, dunque ci immaginiamo che forse potrà arrivare qui a poco tempo. Riccobono, ecco Scalavino. Girgenti, Melignano, ancora Scalavino, cerca il passaggio, poi sbaglia tutte, riparte in dribbling con la velocità di Finocchio che guarda la porta, Finocchio! E qui Quartararo si supera, però ancora una volta un eccesso di egoismo. Questa volta la parte di Finocchio che poteva servire Catanese al centro, che sarebbe stato veramente a porta vuota da quella distanza. Qui ha cercato invece la porta. Poi Pitarresi allarga il gioco ancora per Finocchio che ritorna dietro. Sorrentino, aggancio un po' complicato, poi chiama il proprio portiere, Abate. Poi Scalavino fa un buon lavoro. Poi si continua, ma dietro che decide adesso di fermare il gioco. Minuto 26 di gioco, mancano 4 minuti, poi ci sarà forse qualcosina da recuperare, ma vedremo. Melignano, Riccobono, Scalavino, vediamo se prova la giocata, la prova adesso, si costruisce l'occasione per calciare, poi cerca il compagno, palla al centro, ancora Scalavino, potrebbe calciare col sinistro, poi la tocca, Melignano quasi a voler ripassare, il primo capitano, la palla non riesce ad arrivare sui piedi del giocatore, e dunque si riparte con Sorrentino che ci regala una giocata di pura tecnica, ma non riesce, nel frattempo cambio, fuori Girgenti, dentro nuovamente Di Girolamo, fuori anche Melignano che però non esce adesso, dunque cambio congelato per qualche istante. Scalavino tende Melignano, vediamo se da palla di ritorno, ancora il giovane che invece riparte da dietro e lo rifà da Riccobono, il centrale di questa formazione. Scalavino, ancora Riccobono, sempre Melignano, buono qui il dribbling su Pitarresi, Melignano sul sinistro potrebbe calciare col destro, trova il primo palo ma trova soprattutto Gregory Abate che lì non tocca nemmeno la palla e mantiene ancora una volta la porta inviolata. Catanese, Pitarresi, si gioca adesso anche un po' con il cronometro, la tocca Sorrentino ma non riesce ad agganciare, era buona qui l'imbucata direttamente dalla difesa, era veramente complicato. Intanto siamo al minuto 27 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 0-3 il risultato per l'Isola Calcio a 5. Scalavino,
con l'esterno Di Girolamo. Trova ancora una volta Scalavino che cerca la giocata con la tecnica. In mezzo a due, vede il taglio magico di Di Girolamo che arriva scivolata, ma trova ancora una volta un super Gregory Abate che decide di chiudere Saracinesca e di non concedere nemmeno un gol in questo primo tempo. Mancano 2 minuti alla fine della prima fazione di gioco. Ricco Bono, aggancio un po' da rivedere. E Scalavino che invece di agganci li fa sempre veramente ottimi. Poi Di Girolamo, Ricco Bono. Di Girolamo. Cagnacci prova con il destro. Un tentativo abbastanza complicato da parte del giocatore laterale entrato al posto di Melignano, ma non ha trovato la porta. Effettivamente sembrava abbastanza complicata. Poi battere un portiere come Abate da tiri da fuori veramente difficile. Manca 1 minuto e mezzo intanto. Di Girolamo, buona fine sul raddoppio. Poi Scalavino concede un dribbling e contro dribbling, ancora poi con la punta sbaglia il tempismo, ma riconquista ancora una volta palla Scalavino, che sicuramente è uno dei migliori della sua squadra per quanto riguarda il rendimento oggi, ma sicuramente anche la grinta in campo. Tanto rimessa dal fondo con Abate, anzi no, rimessa laterale con Sorrentino e Pitaresi che la giocano lì. Nel frattempo è riuscito Finocchio, è rientrato invece Arato che riconquista, anziché aggancia adesso il pallone. Sorrentino nel frattempo. Pitaresi, quindi Sorrentino, ancora Pitaresi, pressione di Girolamo. Mancano 40 secondi, poi sarà fine primo tempo, risultato di 0-3, ricordiamo. Pitaresi si è staccato nel frattempo Mirko Sorrentino che invece prende questo pallone e decide di scaricarlo ancora su Pitaresi. La giocano molto i due. Da centralmente, sbaglia tutto, Ricco Bono, Cagna può attaccare, il dribbling contro Sorrentino, fa la Cagna. Attende l'inserimento di un compagno che non arriva. Ricco Bono, Scalavino con l'esterno, Cagna, palla di ritorno, ancora Scalavino. Si cercano molto i due. Linea di fondo di Girolamo, di prima per Ricco Bono che può calciare allo spazio di Ricco Bono e Abate blocca, va giù e poi ci pensa un attimo ma riparte velocemente per il compagno, per Pitaresi che si era inserito con la testa, ci arriva in anticipo sempre Ricco Bono, ma con questa azione termina anche il primo tempo con 6 secondi di ritardo, dunque molto puntuale il direttore di gara, risultato di 0-3. Noi adesso vi lasciamo ma soltanto per qualche istante perché solo sui nostri canali il secondo tempo della sfida tra Tremme Lupi e Isola Calciacircolo.
Ve l'avevamo promessi, siamo tornati per commentare il secondo tempo della sfida tra 3M Lupi e Isola Calcio a 5. Come potete benissimo vedere dal nostro tabellino, il risultato è fermo sullo 0-3, un inizio di gara shock per gli uomini di casa che hanno subito la rete da parte della formazione in maglia azzurra, una bella combinazione che poi è arrivata è stata anzi conclusa dal gol di Pitarresi. Noi aspettiamo che il direttore di gara possa fischiare l'inizio di questo secondo tempo. Guarda il cronometro e inizia adesso il secondo tempo con il primo pallone per il 3M Lupi con Riccobono che scarica da Cagna. Sempre Riccobono per noi tutti i minuti in campo, così come per Scalavino. Di Girolamo per la di ritorno sbagliata, Sorrentino. Un primo tempo che ha sorriso alla formazione in maglia azzurra, che sta facendo valere probabilmente anche l'esperienza della categoria superiore. Ricordiamo l'Isola Calcio 5 nell'ultimo campionato ha giocato e si è salvato nel campionato di Serie C1. Riccobono, Cagna, Riccobono alza il pallone cercando Di Girolamo, non lo ha trovato, anche il tecnico dice qualcosa infatti ai suoi ragazzi dicendo che forse era una delle cose da non fare, da non ripetere in questo secondo tempo. Arato, Sorrentino, Arato, palla centrale, Catanese si gira molto benevolente, Catanese ancora e poi Quartararo in due tempi, grande parata qui del portiere che fa vedere come effettivamente non fosse una parata così semplice, tanta potenza per Catanese. Nel frattempo si sono scontrati, sono incrociati Riccobono e Cagna con nessuno che esplorando sul pallone. Dunque rimessa laterale, viene battuta da Sorrentino cercando Pitarresi, ma ancora Sorrentino la riceve. Scalavino la punta, Riccobono, Di Girolamo di prima, gioca sempre massimo 2 tocchi il pivot della formazione maglia verde. Arato per Sorrentino, sempre Arato, cambia lato, Pitarresi centralmente, Catanese si gira lo spazio con l'esterno, libera, ancora palla di mezzo proprio per Catanese, ma Di Girolamo chiude tutto, poi Scalavino con 2 tocchi mette fuori gioco i suoi avversari. Riccobono scarica su Scalavino che cerca l'appoggio di un compagno. Di Girolamo, spalla alla porta, Di Girolamo si complica troppo la vita, poi subisce fallo, dovuto il da parte di Pitarresi. Scalavino, Cagna, è un 3 contro 2, il doppio passo da parte del giocatore e poi la giocata con la sola da parte di Pitarresi per mettere tutti d'accordo. Sorrentino poi si dimentica il pallone ma riesce comunque a riconquistarlo. Arato, sempre Arato, girati, palla centrale, Sorrentino, ancora Arato, può cercare la porta sul sinistro, si appoggia Catanese con la punta e non trova la porta, ancora una volta esterno alla rete. Nel frattempo si sta riscaldando Melignano, seduto ancora in panchina Girgenti ma si è alzato adesso, dunque ci immaginiamo un cambio, forse al posto di Girolamo. Dice no perché inizia a correre anche lui, dunque sta riscaldando adesso. Di Girolamo intanto. Riccobono. Stiamo entrando al quarto minuto di gioco nel frattempo. Cagna si appoggia a dito da Riccobono che ha lo spazio, pensa forse un attimo alla conclusione, poi Di Girolamo col sinistro, Cagna, palla che non riesce a passare, poi ancora una volta la magia di Catanese che sta facendo vedere veramente grandi giocate sullo stretto. Ci ricordiamo tutti quella sulla linea di fondo Mancina, dove con un destro-sinistro ha veramente messo in difficoltà la difesa in maglia verde. Adesso conquista comunque la rimessa laterale, dunque possesso sempre per l'Isola. Poi Sorrentino, ancora per Catanese, si gira con il possesso, lotta con Di Girolamo, sempre Catanese ad avere la meglio, allarga il gioco per Pitarresi che calcia. Si era coordinato anche bene il numero 11 ma non ha trovato la via del gol. Un po' sfortunato, c'era lo spazio, nel frattempo anche Roberto Terranova dà l'indicazione ai suoi compagni.
lui che è il centrale di ruolo di questa formazione. Scalavino qui, grande il suo dribbling, Scalavino al secondo palo e sbuca perfettamente Salvatore Girgenti e riapre la partita. 1-3 il risultato, ma qui ecco che arriva il gol. E come arriva il gol? La giocata del giocatore che si aspetta. Quel giocatore si chiama Scalavino, perché lui trova la giocata, salta l'uomo, salta la barriera che si era venuta a frapporre tra lui e il compagno, lo salta, palla a secondo palo, poi Girgenti trova il gol dell'1-3. Risultato di 1-3. Qui la partita viene adesso riaperta con il primo errore probabilmente della difesa dell'Isola, ma non ha perdonato il 3M con questo gol bellissimo da parte del 3M Lupi, che ha colpito, ripetiamo, con la magia di Scalavino, che è andato sulla fascia destra per stato Sorrentino, pallone a secondo palo, e da lì Girgenti non può fare altro che battere a Abate e dunque riaprire questo match. Sorrentino alza il pallone, cerca di Pitarresi che lo aggancia, però agevola soltanto Quartararo. Scalavino che forse adesso sembra avere una marcia in più. Cagna, Girgenti, Riccobono, palla raga, palla di ritorno di Girgenti per Cagna, e qui viene chiuso da Arato che probabilmente salva anche un gol. 3 contro 2, Catanese può attaccare la porta, allarga il gioco per la punta, il palo, e poi Pitarresi calcia. Ancora una volta l'Isola calcia 5, va vicinissimo al poker con Sorrentino che calcia ma dritto sul palo. Quartararo probabilmente forse anche battuto, poi Pitarresi nella respinta non è fortunato a trovare il tap-in vincente. Nel frattempo sbaglia ancora Riccobono con un tentativo di lancio che sicuramente non fa molto contenta la dirigenza. Riccobono, qui ottimo il suo aggancio, può ripartire il contropiede con Girgenti. Riccobono l'aggancia, Riccobono si confonde un poco, poi allarga il gioco per Scalavino che non riesce a calciare, poi Abate mette la gamba per cercare di trovare il pallone, poi tutto il regolo per dietro di gara. Poi il dribbling di Catanese è molto complicato ma ben fatto. 3 contro 2, Catanese allarga con l'esterno per Sorrentino che però non riesce a seguire con la velocità. Tempo azione sprecata dunque per il 3M Lupi, che è arrivata davanti la porta con Riccobono che si è dimenticato nel controllo del pallone, poi allargato per Scalavino che non è stato lucido nel calciare di prima. Poi Girgenti fa un buon lavoro da pivot, Girgenti ancora col destro riesce a passare, Girgenti col tacco va ad appoggiarsi, non capisce però Melignano che rimane giù e dunque possesso ancora per l'Isola. Scalavino, Riccobono con l'esterno, Melignano allarga il gioco per Girgenti, lo accompagna, l'aggancia con la suola, poi sbaglia il controllo. Girgenti in mezzo a 2 maglie blu, riesce comunque a passare ma subisce fallo. Si è scontrato, però il titolare non ha fischiato il fallo. Il Trigger non ha fischiato il fallo, dunque soltanto il fatto che i due giocatori fossero scontrati e dunque avessero preso un colpo. Nel frattempo il pallone viene restituito. Scalavino, Melignano, palla di ritorno geniale per Scalavino che cerca ancora il secondo palo e sbuca sempre Girgenti. La solita giocata, riapre la partita del 3M Lupi con il gol ancora una volta, sempre Scalavino ad inventare, Girgenti a concludere. Ormai è una ditta abbastanza collaudata perché lo ha dimostrato in questi 2 gol, perché Scalavino sa bene che quando mette la palla al secondo palo sa che Girgenti spunta sempre, qui con un pizzico di fortuna perché la prende con l'esterno destro. È una conclusione abbastanza un po' fortunata perché comunque stava per terminare fuori, ma Girgenti è riuscito comunque a battere Gregorio Abate e questo è quello che probabilmente gli interessa all'attaccante. Nel frattempo lotta Pitarresi che va giù, commette fallo.
Sorrentino, la partita adesso si è fatta ancora più bella del primo tempo. Comunque ci stava veramente tenendo tanta compagnia. Scalavino, Riccobono, adesso predica calma il centrale. Scalavino che può provare ancora il dribbling in mezzo a due, si ferma, vede il taglio di Melignano, ancora Scalavino con la punta, poi cerca e trova anche se Girgenti. Era probabilmente una conclusione quella del laterale che ha trovato Girgenti, che questa volta non è riuscito di stare in rete come nelle due occasioni precedenti. Nel frattempo esce fuori al momento il giocatore di una doppietta, anzi escono entrambi i giocatori di una doppietta, sia Arato che Girgenti. Rientra Finocchio per l'Isola Calcio a 5, invece per quanto riguarda il 3 Melupi rientra Di Girolamo. Sorrentino, ecco Finocchio, la pressione di Di Girolamo, le finte di Sorrentino da centrale, rischia un po' ma poi alza il pallone, una buona idea per Catanese che infatti lo ringrazia, ma non ci arriva. Melignano, Riccobono, sempre Scalavino, centrale, Di Girolamo vuole girarsi, perde forse qualche tempo di gioco, ancora Di Girolamo, mezza a due, va giù, visto anche un calcio di punizione, fallo di Catanese. Sarà calcio di punizione con Scalavino già sul punto di battuta, sta accarezzando quel pallone, probabilmente starà anche dicendo che dopo 2 assist forse vuole trovare anche il gol, però si allontana Scalavino in realtà, perché fa Riccobono adesso. Cercherà probabilmente uno schema. Riccobono che però si sta riscaldando per calciare meglio. Riccobono con la punta. Prende Finocchio, dunque palla in calcio d'angolo. Minuto 12 di gioco nel frattempo. Scalavino. Sei l'ultimo, finta. Poi sbaglia perché scivola. Di Girolamo non riesce a servirlo nuovamente. Poi Finocchio si appoggia da Gregori, abbatte con l'esterno. Esce molto bene la pressione. Ancora Finocchio in mezzo a 2 maglie. Pitarresi rischia tantissimo l'Isola. Poi l'anticipo di Riccobono è perfetto. Riccobono in velocità. Riccobono. Poi il dribbling anche su Pitarresi. Due si scontrano. Ma prende il pallone Pitarresi. Dunque tutto regolare. Il nome è tuo, Sorrentino, sempre Pitarresi, adesso ha un po' accorciato il suo raggio d'azione, sta giocando un po' più indietro il numero 11 dopo aver sbloccato la partita. Complice anche l'assenza al momento di Arato, che ha giocato molto dietro. Pitarresi, rimpallo con Scalavino, che però sorride a Gregori Abate, che può prendere allegramente da fuori. Poi fa anche rifiatare i suoi compagni, lo dice a gran voce, rifiatiamo, questo è il virgolettato da parte dell'ex portiere della Veco, anche passaggio per qualche partita Alessandro Seppeiato, quindi Finocchio, Sorrentino, Pitarresi, sbaglia il passaggio, poi riesce comunque a passare, poi scivola Di Girolamo, Pitarresi, anche il gioco per Catanese, secondo palo e non sbuca Finocchio che stava per mettere il ginocchio in questo caso, nel tentativo di deviare questo pallone, non ci è arrivato veramente per una questione di centimetri. Riccobono, Melignano, ancora Riccobono, ritmi sempre molto alti in questa partita. Poi scivola Melignano. Poi Riccobono prova ancora una volta. Catanese spalla alla porta. Melignano tenta di andare a pressare, poi si ferma. Lo guarda da lontano, lo fronteggia. Pitarresi, sempre Catanese. Adesso accorcia e scende Finocchio. Sempre Catanese, le finte. Ancora una volta Finocchio, scivola Melignano. Poi Pitarresi, ancora Finocchio. Con la punta il palo! Beccato dal numero 12. Sfortunatissimo che in precedenza non è arrivato per una questione di centimetri al gol. Adesso ci va vicinissimo questo palo. Ha iniziato molto bene comunque il suo secondo tempo.
Riccobono, Melignano, scarica e si inserisce. Riccobono allarga molto bene per Di Girolamo e Abate chiude benissimo. Ancora Di Girolamo cerca la conclusione verso la porta, trova soltanto la rete, ma quella esterna. L'ultimo tocco però è comunque di Gregorio Abate. Dunque calcio d'angolo, ma grande azione delle tre Melupi con i due attaccanti che si incrociano. Poi Riccobono cerca una conclusione molto complicata, ma forse era più un levarsi questo pallone piuttosto che cercare la porta e trovare il gol. Poi le dribbling di Catanese, Scalavino commette fallo. Catanese, Pitarrese. Catanese, sulla posizione da parte di Finocchio. Adesso Sorrentino, ancora fuori intanto Arato. Uno se entrerà il numero 3. Tanto Finocchio non riesce a tenere il pallone in campo, era molto complicato effettivamente. No! Gira veloce, gira veloce. Va bene così. Riccobono, Girgenti, la controlla, lotta l'ex giocatore di Suttana che poi va anche giù. Contrasto con Pitarresi. Non è falloso per il diritto di gara, però ha comunque deciso di fermare un attimo il gioco. Salvo, messo bene, salvo. Ecco qui Arato che rientra in campo dunque al posto di Finocchio, riprendendo il suo posizionamento, però leggermente più avanti in realtà perché Pitarresi allarga ancora il gioco. Sorrentino taglia verso il centro del campo. Pitarresi allarga il gioco, le finte. Catanese può calciare con il destro, allarga per Arato col sinistro e Quartararo mette ancora una volta le gambe per parare sul primo palo. Grande azione qui da parte dell'Isola con Arato che appena entrato ha subito fatto vedere che un giocatore come lui difficilmente può stare fuori, che ha subito trovato il modo di calciare in porta. Scalavino converge verso il centro, si appoggia da Melignano. Riccobono e ancora Melignano allarga il gioco, sbaglia tutto perché Sorrentino riparte, c'è Arato dall'altra parte. Sorrentino lo serve adesso ma troppo profondo. È una buona idea quella di Sorrentino che dice fate al compagno di crederci maggiormente. Parti in tre. Melignano, l'anticipo di Pitarresi ancora su Girgenti. I due stanno battagliando veramente tantissimo, soprattutto in questo secondo tempo. Scalavino ha lo spazio per poter puntare in dribbling Arato. Scalavino vuole il destro, si appoggia. Riccobono, c'è largo Girgenti, diceva adesso la controlla con l'esterno, si appoggia, vince poi il rimpallo. Scalavino con la suola, ancora una volta danza, trova il compagno. Girgenti guarda la porta, le finte, Girgenti l'appoggia. Girgenti e Gregorio Abate esce perfettamente. Melignano, Scalavino lo spazio, calcia adesso e Abate va giù benissimo. Poi la pressione, Pitarresi, Sorrentino col tacco, magia ancora una volta. Catanese può attaccare un 3 contro 1, vede Arato dall'altra parte, lo serve adesso, buono qui il suo aggancio. Poi Pitarresi, palla dall'altra parte, Sorrentino allarga ancora una volta per Arato che aggancia la palla, Arato ancora salta il portiere e poi Riccobono con l'aiuto di Scalavino mette una pezza, ma ancora una volta cerca Pitarresi che viene anche fermato in maniera irregolare. Dunque calcio di punizione dal limite dell'area ed è giallo per Girgenti. Sarà quindi calcio di punizione, la distanza è veramente minima. Sul punto di battuta c'è Sorrentino ma c'è anche Pitarresi, con Sorrentino che invece indica al compagno dove posizionarsi. Più volte abbiamo visto Sorrentino da leader puro dare indicazioni al giovane compagno. Dovrebbe andare Pitarresi che sta guardando veramente con attenzione la porta, ma Pitarresi con potenza e becca Melignano nella schiena. Riccobono
Dalle basi. Scalavino, l'antico da parte di Pitarresi, poi Quartararo. Con la testa Melignano. Scalavino, ancora Girgenti. Al momento l'unico ammonito della sfida. Scalavino. E il dribbling converge sul destro, prova a calciare, viene fermato da Catanese. Il capitano del Tremelupi comunque calcia verso la porta, però si sono scontrati i due. Gioco fermo nel frattempo. Nel frattempo al minuto 20 di gioco. Ecco Arato, ha lo spazio, può puntare col sinistro, si appoggia, Pitarresi, poi accorcia nuovamente, l'anticipo netto da parte di Riccobono che ha comunque giocato una buonissima partita, ma subisce fallo. Dunque calcio di punizione per il Tremelupi. Tre per voi. Riccobono. Dalle. Scalavino prova il dribbling, viene fermato però da Arato. L'ultimo tocco è anche del capitano del Tram. Sorrentino può allargare il gioco ancora una volta verso Arato, che sempre è la sua prima, il primo pallone che cerca, il primo compagno che cerca. Riccobono. Fagliolo! Scalavino prova il dribbling, poi si appoggia ancora da Riccobono che allarga il pallone verso Girgenti, si scontra con Catanese, alla meglio l'attaccante dell'Isola. Poi il dribbling da parte di Arato che va sul destro, non rientra sul sinistro. Qui poi Riccobono lo accompagna direttamente all'uscita, lo porta fuori. Buona questione difensiva per Riccobono che in questo secondo tempo sicuramente ha alzato il suo livello della prestazione. Un minuto, Salvo! Un minuto hai! Riccobono, Girgenti. Va di ritorno, ancora una volta. La gestisce il Tremelupi, Girgenti si vuole girare. Poi decide di scaricare sul Melignano. Riccobono col mancino, Scalavino va verso il centro il compagno. Lui taglia verso il centro del campo e poi serve Riccobono e la riceve ancora. Scalavino vuole il destro, le finte, si ferma adesso. Melignano col destro, secondo palo per Girgenti. È una palla giusta quella da parte di Melignano. Non si è inserito però questa volta Girgenti che lascia il campo e vede rientrare Di Girolamo. Minuto 23 di gioco. Sbaglia qui Arato. Il tentativo di velocizzare la giocata ha sbagliato concedendo invece il pallone ai propri avversari, dunque si riparte. Melignano. Scalavino, le finte, in mezzo a due Scalavino, magia, Scalavino, poi viene fermato. Ma questa è una giocata veramente molto complicata, ma gli stava anche riuscendo. Riccobono. Veloce sta palla, Albi, veloce la palla! Di Girolamo. Riccobono, Melignano di prima, Scalavino la controlla, poi Riccobono di prima anche lui, Di Girolamo, le finte. Ancora Riccobono, poi cerca il pallone di ritorno su Melignano che però non arriva. In mezzo, via, aspetta. Devo sta palla, tanto ci aspetta. Pizzica un po'. Sorrentino. Arato, la giocata in mezzo a due, l'arpiona di Girolamo, l'aiuto da parte di Melignano, ragione di Girolamo, è tutto regolare di Terricano. Pitarresi attende l'arrivo dei compagni, vede adesso Sorrentino che non è mai uscito all'interno di questo match, è sicuramente uno dei migliori in campo. Pitarresi. Sta si infilata al centro. La conclusione da fuori da parte di Finocchio che ci prova addirittura ancora con la punta. Stava trovando il gol in quel modo nei primi minuti del secondo tempo, lo stava trovando anche negli ultimi
della seconda frazione, soprattutto invece di 2-3. Sempre vantaggio per l'Esola, Calcio 5 sta difendendo con i denti. Questo è l'ottimo primo tempo, intanto Cagna. Ricco Bono. Sempre Scalavino, si inserisce nel frattempo Cagna, Di Girolamo invece centrale, poi si allarga sulla fascia destra. Ecco Scalavino. Per Cagna, col tacco, va a girarsi, va giù e riparte Sorrentino, palla al secondo palo per Arato col sinistro, non trova la porta. Scalavino. Ricco Bono. Scalavino, le finte, solite finte di corpo, poi prova l'inserimento di Cagna, ha cercato quel pallone alle spalle dei due difensori che però non è riuscito ad arrivare nei piedi del giovane compagno. Si riparte invece da titolo con Ricco Bono, stiamo entrando invece al 26esimo minuto della partita, mancano 4 minuti, poco più di 4 minuti. Di Girolamo. Ricco Bono. Cagna. Ricco Bono rischia tanto con il Trebe, ma fa una grande giocata Ricco Bono per dare che il gioco sbaglia tutto. Finocchio per Sorrentino che può puntare, non ha più forse il fiato per poter cercare la giocata singolare, infatti decide di attendere i compagni ma sbaglia perché sbaglia anche Arato, un 3 contro 1. Adesso c'è Cagna che cerca di girare sul secondo palo. Ma dunque rimessa tra le zone offensiva con il pallone che però non era ferma sulla linea, dunque un errore che può costare caro perché manca veramente pochissimo alla fine di questo match e dunque non è sicuramente una notizia che fa felice la panchina del Tremelupi. Arato, Pitarresi, la gestiscono i due. Poi rischia tantissimo questo passaggio. Sorrentino, centrale, Finocchio, va di ritorno. Il 23 però non ci arriva, infatti chiede scusa il 12. Scalavino, vediamo ancora l'energia per poter partire. Vediamo se negli ultimi minuti invece entrerà Girgenti, che ha trovato 2 gol oggi. Scalavino. Rischia tanto, poi Sorrentino, ma ancora una volta Scalavino, grande giocata anche in mezzo a 2, riesce anche a passare con un rimpallo, salta tutti Scalavino, secondo palo di Girolamo, ma cosa ha fatto Scalavino, che giocata ha creato il capitano del Tremelupi, che infatti regala al compagno il più facile dei tapini perché fa 3-3 e dunque il risultato viene adesso ripristinato sul risultato di parità, ma grande merito viene dato sicuramente a Scalavino che oggi non ha trovato il gol ma ha fatto 3 assist incredibili, soprattutto quest'ultimo saltando praticamente tutta la formazione avversaria e poi da lì forse tutti avrebbero anche calciato, ma lui ha deciso invece di regalare al compagno la gioia del gol, lui vuole soltanto l'assist. E infatti il gol del 3-3 è arrivato sulla firma proprio di Scalavino per Di Girolamo. Arato sul sinistro allarga a Catanese con la punta, poi Ricco Bono si sostituisce ancora una volta a Quartararo che sta giocando una buonissima partita, ma molte volte il suo compagno lo ha aiutato tante volte. Pitarresi allo spazio, Pitarresi, deviazione, palla in calcio d'angolo. Finocchio per Pitarresi, la aggancia, può calciare le finte, vede ancora una volta il compagno, poi il flipper con Ricco Bono e Quartararo che salvano tutto. Finocchio con la testa, poi Ricco Bono, finta di corpo e poi si autolancia e cerca la giocata. Cagna, Ricco Bono, Scalavino, Cagna con il tacco, Scalavino ancora ci ha provato col sinistro, non è il suo piede, si vede, ma dopo 3 assist così credo che anche una conclusione ci poteva anche stare in questa cosa. Palla secondo palo per Catanese che non arriva con i tempi giusti, una volta ci prova l'Isola Calcio a 5 che sta sprecando probabilmente questa partita dopo il triplo vantaggio acquisito nei primi 30 di gioco. Poi in questo secondo tempo è decisamente calata di intensità, con invece la salute in cattedra per il Tremelupi, ma soprattutto di Francesco Scalavino. Intanto Girgenti è rientrato in campo per gli ultimissimi minuti, manca poco più di un minuto.
Girgenti, palla ancora di ritorno per Scalavino e poi la palla è entrata, il gol di Scalavino, la magia ancora una volta dopo 3 assist, trova anche il gol con questo duetto ancora una volta con Girgenti, che questa volta decide di non calciare lui ma di servire il proprio compagno che gli aveva regalato ben 2 assist. Questa volta è Girgenti a creare l'azione e a rifinire soprattutto il compagno con Scalavino che con un tocco con la punta, forse l'ha leggermente anche alzata in realtà, mette fuori gioco anche che Abate e fa dunque 4-3. Girgenti prova la giocata in solitaria, questa volta sbaglia, poi Abate, manca veramente pochissimo alla fine della partita. Che match oggi tra queste due formazioni che sicuramente nelle fasi finali regaleranno veramente tanti giochi. Via, non state fermo. È tuo Scala, è tuo Scala. Con questa azione termina anche la partita. Finale a Cardio Palmer, rimonta incredibile. Gli uomini di casa che vincono dunque con il risultato di 4-3. Match winner della partita sicuramente Francesco Scalavino, autore di 3 assist e un gol, ma grande secondo tempo da parte della formazione in maglia verde, che dunque sarà a quota 9 punti. Rimane invece a quota 3 punti l'Isola Calcio a 5, che dovrà sicuramente rifarsi fin dal prossimo match. Noi vi ringraziamo, qui da Marco Genduso di Sportisine è tutto, alla prossima.